a mammaccia di San Pietro a sentirì, e l'era santo, ma la mamma, cioè, che era pessima, attiva. E San Pietro pregava sempre il Signore, diceva, oh maestro, mamma quantunque, mamma ci vuole salvarla, ci vuole... il Signore diceva a me, mamma, non la vedi come la è, come vuole che noi viamo a salvarla? Mamma, no, maestro, e mamma quantunque. E morsi a mamma di San Pietro, ben s'amore. E San Pietro, che tanto va a trovare il Signore, dice, va, maestro, e chi che lo giura a pigliare decisione per mamma? Sapete quanto ne ha giovato? Per voi. Dice, beh, pare via che tu sei tu, Dice, piglia un liprone di Soatti. Dice che l'ha fatto quando era andata a terra. Se tu ne trovi una buona, basta una, sarà salva. E San Pietro piglia un liprone. E boga le pagine, ma non c'era che mal fatte. E alla fine c'è l'inchiostro, era tutto un inchiostro rosso, invece che questa era un inchiostro bianco. Dice, mina, oh, maestro. Una volta sbucciava i porri e ha gettato una buccia di porro in piazza. E c'era un citello famito che passava a mangiate e la mina non ha detto nulla. Non la manco. E beh, dice, oppi, posto che le mamma, e che tu sei tu, porgli sta buccia di un porro, porgli sta buccia di un porro in fondo dell'inferno e traila. Pietro si precipiteggia, ecco quella buccia di un porro che si allungava, a porgli alla mamma, e la mamma si appitiga. E Pietro comincia a immaginare tutte le anime dell'inferno, che berano che lo c'era un'anima che usciva dagli infondi. E si appiticavano anche lì, provavano anche là a arrampicarsi per là. E quella eliminava calci. Tanto Pietro dice che tu sia o più profondo. E capia a buccia di un poco e a mamma se ne pare, a voleggia tutti quegli altri. Allora questa è una vola, quella di Mammaccia di San Pietro, è una vola curiosa perché pare una vola corsa, antica, e si ritrova in particolare nella tradizione orientale, in un sutra buddista, non è mica San Pietro, ma è un altro Kantala, non so in sanscrito come la si pronuncia, che infonda una racca e invece di essere una buccia di porco è una tela di ragno, ma il tema è lo stesso.